Buon pomeriggio amici di Calcio Napoli 24, benvenuti dall'esterno della Ski.it Arena, allenamento pomeridiano degli azzurri. Arriva qui un'auto intanto verso lo stadio di Carciato, vediamo chi c'è all'interno. I genitori di Di Lorenzo, ecco il papà di Di Lorenzo e la madre del capitano cascano a fagiolo proprio perché c'è anche la moglie Clarissa, eccola qui, ecco, magari si riesce anche a vedere proprio, anche se la macchina è piuttosto adesso in ombra, però adesso vedrete proprio la moglie del capitano azzurro che sta scendendo con l'auto verso il eccola là, l'avete vista adesso passare con i genitori di Giovanni Di Lorenzo, che ha parlato poc'anzi in conferenza. Ma c'è una novità, perché è arrivato proprio pochissimi istanti fa anche Aurelio De Laurentiis, è arrivato qui al campo, ovviamente intendo, e ritengo che a breve avremo anche probabilmente le sue immagini, perché i nostri colleghi Riccardo Nicotra, Manuel Guardasole e Simone Guadagni si sono fiondati verso la sua auto. Il presidente è sceso con l'auto guidata dal suo braccio destro di fatto Enzo Castellano, almeno qui nei ritiri, e si è diretto nella zona dedicata al museo, o meglio alla mostra dei trofei e delle maglie e allo store. Quindi vediamo dove il presidente si è recato, se di nuovo allo store o se alla mostra delle maglie, dei musei, dei trofei e dei cimeli azzurri. Benvenuti a tutti in questa diretta. Chi vi parla è Marco Lombardi, e ringrazio ovviamente Carmine Fiorellino alla videocamera, e tra l'altro c'è stata una sorpresa, ringrazio anche Raffaele Passante e Vittorio Bernardo in regia. C'è stata una sorpresa per Allegri, perché a Di Maio è arrivato niente poco di meno che il suo allenatore, o meglio il preparatore dei suoi cavalli, e si chiama Alessio Di Basco, e i due hanno brindato alla vittoria di uno dei cavalli della scuderia del mister. Intanto qui vedete le immagini dell'allenamento di oggi, e ovviamente poi vi mostreremo anche le immagini dell'allenamento di questo pomeriggio, sempre in serata, e poi domani. Ecco qua, è entrato allo stadio, ecco, ci dicono i nostri colleghi. Inizio a mandare questo video in regia, così magari Vittorio, Bernardo e Raffaele Passante possono subito mostrarlo. Poi ne mostreremo tutti, perché ce ne sono vari a quanto ho capito. L'ho subito inviato in regia. Direi di mostrarlo proprio a tutto schermo, se possibile anche con audio. Ecco qui, sono 30 secondi, facciamo vedere. Tra l'altro con una maglia iconica, sto vedendo qui in anteprima, quindi sì, a breve lo vedrete anche voi. Mostriamolo a tutto schermo questi 30 secondi di immagini dell'arrivo del presidente De Laurentiis. Arriva, pochi secondi, e lo vediamo subito. Qualche secondo ancora, giusto il tempo di scaricare le immagini. Davvero molto, molto divertente la maglietta che ha indossato il patron azzurro. Ecco, è arrivato anche un secondo video, un secondo contributo, e ora ho girato anche il secondo contributo, sempre in regia. Mostriamoli tutti e due in sequenza, Vittorio. Ecco, partiamo col primo e poi subito dopo il secondo. Le immagini dell'arrivo di De Laurentiis qui allo stadio, ed è entrato appunto all'interno dello stadio. Chissà se sarà in tribuna centrale con i tifosi, come capitava tempo fa, oppure scenderà poi giù a bordo campo. Comunque bella questa iniziativa del patron azzurro.
E avete visto quindi le immagini del presidente, un'ovazione vera e propria per lui. Aurelio hanno urlato i tifosi presenti sul posto, e davvero una bella accoglienza per il patrono, tra l'altro molto ben scortato, devo dire la verità, perché diciamo c'era tanta gente al suo fianco. Salutiamo di nuovo il nostro amico da Guangzhou, Nino Lo Sapio, che è ancora qui a Dimaro per sua fortuna, che assisterà anche domani all'amichevole contro la Carrarese, che ricordiamo noi seguiremo in diretta a partire dalle 16:30 con un lungo pre-partita, la live reaction e poi il post partita con le nostre pagelle, i voti, i top e flop, gli highlights, i commenti dei tifosi, i commenti degli opinionisti, dei giornalisti. Sarà davvero una lunga domenica da passare insieme, proprio quelle da buttare il telecomando via. Vi dico inoltre che la tribuna intanto è ancora chiusa, sia quella stampa che quella centrale, quindi poi a breve avremo con noi anche Manuel Guardasole, che ci racconterà poi l'allenamento pomeridiano, che noi ci aspettiamo possa essere di preparazione propedeutico quindi alla gara di domani contro la Carrarese. Quali possono essere le scelte di Massimiliano Allegri contro la Carrarese per domani? Noi abbiamo provato a buttare giù delle probabili formazioni, inizio un po' a darvi quella che potrebbe essere l'11 che Massimiliano Allegri deciderà di mettere in campo. Milinkovic-Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e uno fra Spinazzola e Gutierrez in difesa, Lobotka, Anghissà, Vergara, Politano, Højlund e Giovane. Dovrebbe completare l'11 che schiererà il tecnico toscano. A disposizione ovviamente Merez, Contini, Pugliese, Marianucci, Obaretin, Garofalo, Foloruncio, Baridò, Prisco, Rao, Milton Pereira e il neo arrivato Walid Khedira. Per la Carrarese invece un probabile 3-4-2-1 con Bieve, Ruggeri, Oiana, Romani, Zanon, Zuelli, Schiavi, Parlanti, Belloni, Rubino e Abiuso a chiudere la formazione. Intanto leggo anche un po' la nostra chat, invito tutti coloro i quali vi stanno seguendo a iscriversi al nostro canale. Salutiamo Maria Ausilia Villani e tutti coloro i quali vi stanno seguendo. Ovviamente premete un bel like sulla nostra diretta, cliccate il tasto like e cliccate il tasto iscriviti per dare appunto sostegno alla nostra realtà, che spero vi aggrada. Ecco, intanto è arrivata anche la deputata Alessia Ambrosi in ritiro a Dimaro, che ha incontrato Allegri e Di Lorenzo. Vediamo lo sto guardando in questo momento anche io con voi al nostro touch, magari adesso lo invio anche in regia per farvelo vedere. La deputata della Repubblica Italiana, la vicepresidente UIP Alessia Ambrosi, è giunta in ritiro a Dimaro. Ora passo il video anche in regia, così a breve ce lo farà vedere. Così puoi mostrarci queste immagini di Allegri e Di Lorenzo che incontrano la deputata Alessia Ambrosi. Ecco, sto girando in regia. Ecco, e ripetiamo che De Laurentiis invece è in tribuna centrale qui a Dimaro e sta per assistere anche lui alla seduta allenamento pomeridiana. Il nostro Manuel Guardasole è alle sue calcagna, per usare
un termine giornalistico d'assalto, ovviamente scherziamo. E nel frattempo poi, in attesa dell'inizio dell'allenamento, volevo commentare un po' con voi le parole del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. E intanto stiamo guardando le immagini di Napoli-Arezzo nel nostro schermo a sinistra. Volevo commentare con voi le parole di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro ha affermato che gli piacerebbe chiudere la carriera al Napoli, soprattutto se anche la società lo vorrà. Inoltre spera che Anguissà possa restare con gli azzurri e di certo spera anche che De Bruyne non abbia poi ulteriori problemi al suo rientro, sia a livello fisico ma anche dal punto di vista di comportamentale in gruppo, perché diceva Di Lorenzo che per quanto concerne De Bruyne ha affermato che non bisogna mai essere dipendenti solo da un giocatore, quindi in merito alle dichiarazioni rilasciate dal belga dal ritiro della sua nazionale durante il mondiale, diciamo che è una bella risposta questa da parte di De Bruyne, tra l'altro proprio di Lorenzo, tra l'altro proprio una domanda fatta dal nostro Manuel Guardasole. Abbiamo anche il contributo, anzi il video di Allegri, possiamo mostrarlo con me che lo commento perché sentivo una musichetta in sottofondo. Adesso vediamo appunto le immagini. Eccolo qui, Allegri che incontra la deputata Alessia Ambrosi, qui proprio nel ritiro nell'Hotel Rosatti. Ecco qui il saluto fra i due, c'è anche il team, immagino, della deputata e altre immagini varie. Vediamo un po', dovrebbe sbucare anche Di Lorenzo, attendiamo. Comunque queste sono immagini di fatto esclusive dall'interno dello Sport Hotel Rosatti e la deputata poi ecco qui le immagini con Allegri, eccolo qui proprio in compagnia del mister, ed anche il capitano Di Lorenzo, eccolo qui. E tra l'altro la deputata ha scritto su Instagram: prima di raggiungere Mezzana, dove in ritiro il Modena, ci siamo fermati nuovamente a Di Mano per portare un saluto e un augurio di buon lavoro al Napoli, impegnato nella nuova stagione. È stato un piacere incontrare ancora il mister Massimiliano Allegri, il capitano Giovanni Di Lorenzo e il presidente Aurelio De Laurentiis, rinnovando il benvenuto nella nostra terra e confermando il valore del legame che da tanti anni unisce il Napoli al Trentino. Buon lavoro al Napoli per la nuova stagione. Quindi, tra l'altro la stessa visita è stata fatta anche nel ritiro di Pinzolo del Torino, quindi un bel senso di appartenenza al territorio da parte della deputata trentina. C'è tanta gente, c'è a Di Mano, devo dirvi la verità, forse il primo vero giorno di ritiro affollato, perché fino ad ora vi abbiamo raccontato più volte, non c'era mai stato il pienone, quindi non è stato facile raccontarvi al meglio tutte le varie sfaccettature del ritiro, essendo un po' con meno persone del solito, quindi un po' più sottotono dal punto di vista del pubblico, ma comunque noi abbiamo cercato di farvi sentire qui parte del ritiro, pur stando magari da lontano a Napoli o chissà dove, anche perché abbiamo saputo che siamo da ogni parte del mondo, dalla Cina, dall'Australia, dall'Ecuador, dal Venezuela, davvero da ogni parte del mondo. Arriviamo anche qui su YouTube a 100 like, dai ragazzi che vi state seguendo, cliccate il tasto like, state sempre vedendo le immagini e i regolamenti dei giorni scorsi, o meglio di ieri in primis, e anche quello di stamattina, perché appunto oggi non è giornata open alle telecamere, ma comunque noi vi raccontiamo tutto ciò che succede a Di Mano qui, sempre con tanta voglia di rendervi partecipi, come stavo dicendo poc'anzi. Stasera ricordiamo che dalle ore 21 c'è lo start della presentazione ufficiale della squadra, noi saremo in diretta già da un bel po' prima, dalle 8:15, 8:30 più o meno saremo in diretta, collegamenti permettendo, perché poi quando ci sono gli eventi in piazza c'è da fare tutti i vari setting dell'audio, video
e quant'altro. E invece siamo tra l'altro a una settimana esatta dalla festa del centenario azzurro, che avverrà appunto sabato 1 agosto alle ore 19:26. Ci sarà questo inizio col taglio del nastro in piazza Carità, con la presenza di De Laurentiis, il presidente della regione, il sindaco di Napoli, il questore, il prefetto, saranno tutti lì per il taglio del nastro che darà il via alla festa del centenario azzurro, che poi proseguirà con una sfilata fino a piazza Plebiscito, ai lati di Via Toledo, di fatto da piazza Carità fino a piazza Plebiscito si arriva a Via Toledo e poi a piazza di Castel Trento. Sui lati ci saranno delle transenne delimitare il percorso, e poi ci saranno all'interno della strada delimitata dalle transenne un pullman con una sfilata poi di personalità che arriveranno poi fino in piazza Plebiscito, dove alle 20:45 prenderà il via la vera e propria festa, che durerà fino alle 22:30. In questo lasso di tempo ci saranno sul palco ovviamente i membri del Napoli di oggi, i membri più rappresentativi del Napoli di oggi, anche quelli del Napoli del passato. Già hanno detto sì Kroll, Careca, Lemao, Hamsik e tanti altri, e sono ovviamente in via di definizione. Poi gli ultimi ospiti, magari anche fino all'ultimo secondo qualcuno si aggiungerà. Degli allenatori storici dovrebbe esserci solo Reia. Dalle indiscrezioni pare che Conte e Spalletti abbiano declinato l'invito, Mazzarri è in Grecia e diciamo Benitez è in forse, da quello che si legge dai ben informati. Vedo tante magliette away, quella bianca definita anche Napoles, quindi vedo tante nuove magliette in giro, soprattutto indossate dai più giovani. Questo è un ulteriore segnale di come il lavoro di Valentina De Laurentiis sia stato perfetto fino ad ora. Stasera chi ci sarà? Quale speaker per rappresentare la squadra? Ci scrive Dennis Fama, ovvero la sua domanda inerente alla presentazione di stasera. Ci dice che speaker ci sarà per presentare gli azzurri. Ci sarà il DJ Ivano Petagna di Radio Kiss Kiss e poi 2 speaker di Radio Kiss Kiss. Li abbiamo visti in piazza poc'anzi, quindi possiamo dirvelo, e ovviamente si vede questa novità con l'addio definitivo a Daniele Decibel Bellini, che non farà più parte della famiglia Napoli, ormai ufficiale già da svariati giorni. Il capitano Di Lorenzo si è poi anche soffermato, torna sempre a fare un po' di ping pong anche con la conferenza di oggi alle 16, che vi abbiamo mostrato anch'essa in diretta. Di Lorenzo ha poi affermato che ci sono delle differenze tra Conte e Allegri. Può venire in diretta? No, vedevo col cappello lì bello pronto a intervenire, però non ha voluto. Magari c'è qualcun altro che si vuole fermare, anche se chi arriva adesso giustamente vuole entrare per vedere l'allenamento. Dobbiamo cercare più qualcuno che magari non ha il biglietto e ovviamente vuole passare qualche minuto con noi. Dicevo, Di Lorenzo si è soffermato sulle differenze fra Conte e Allegri, dicendo senza alcuna remora che con Allegri c'è un allenamento molto più col pallone e meno a secco, cosa che invece non è accaduta negli ultimi anni, così ha detto Di Lorenzo, volendo però sottolineare anche che non vuol dire che ciò è una diminuzione sul lavoro di Allegri, nel senso che anche con Allegri loro faticano e anche tanto, e questi allenamenti sono molto molto importanti in questi giorni per preparare al meglio l'inizio della stagione. E poi tra l'altro c'è anche curiosità, no, sulle modalità e sul numero di giocatori che saranno presenti a Castel di Sangro, o meglio, non a Castel di Sangro, a Piazza Plebiscito per l'1 agosto, per il 1 agosto. Per ora sembra che solo una delegazione degli azzurri dovrebbe essere presente alla festa del centenario, quindi ovviamente il capitano Di Lorenzo. Oggi i colleghi di Repubblica scrivono anche che De Bruyne si è ridotto le ferie per essere già il 1 agosto a Napoli per presenziare alla festa. Diciamo che sono tutte indiscrezioni, però non abbiamo notizie ufficiali. A breve dovrebbe collegarsi anche
Simone Guadagno con noi per mostrarci un po' ciò che accade. C'è De Laurentiis sugli spalti, ecco, quindi mostriamo le immagini di De Laurentiis sugli spalti grazie a Simone Guadagno, che mi dice andrà col microfono ambientale, però non dovrebbe essere nessun problema. Mi dicono che tra l'altro abbiamo un altro video, intanto che giro in maniera rapida alla regia. Intanto qui mi ero un attimo, ecco qua, mi ero un attimo scollegato, però ora ci sono e sto girando il video alla regia. Intanto qui arrivano macchine su macchine, invece a noi viene impedito l'accesso, però vabbè. E dicevo, arrivano a breve altre immagini di Laurentiis. Chi c'è qua adesso? No, tifosi normali, penso. C'è Sandro Ruotolo, che è anche lui la scorta, tra l'altro. Non so se vuole fermarsi da noi. Adesso, magari dopo nel post allenamento, perché ripeto, adesso stanno tutti andando verso una multa in diretta. Che succede, Carmine? Perché vedo i carabinieri che danno un foglietto all'auto. Vabbè, comunque a breve avremo un altro video di De Laurentiis. Prego la regia di mostrarlo a tutto schermo. Ripetiamo che il presidente è in tribuna al fianco dei tifosi. Tra l'altro questa è un'anteprima, perché a breve avremo proprio il video completo al nostro Manuel Guardasole, però ripeto, questa è solo una anteprima, ma comunque le immagini dovrebbero essere molto molto chiare e nitide anche queste. Vediamo, iniziamo a vedere queste. È solo un'anteprima, perché poi abbiamo il nostro Manuel Guardasole proprio a pochi passi dal presidente, che sta colloquiando con i tifosi in tribuna centrale, quella coperta per intenderci. Attendo poi solo il cenno da parte di Vittorio Bernardo della nostra regia per farvi vedere quelle che sono le immagini che ci sono appena giunte. Ricordiamo sempre che noi siamo qui senza internet, senza corrente, come sempre, quindi, perché appunto non c'è stata data in questa giornata, però vabbè, riusciamo comunque ad andare in onda, seppur con tutte queste difficoltà. Nel frattempo io vedo che ci sono anche delle amichevoli in corso, perché ovviamente non si sta preparando solo il Napoli, ragazzi, ma anche le altre squadre varie, sia italiane che straniere, quindi di certo ci sono delle gare molto interessanti anche per il Napoli. Ad esempio, l'ex squadra di Massimiliano Allegri, il Milan, sta pareggiando 2-2 contro il Celtic Glasgow. Ha rimontato perché stava perdendo 2-0 e poi, dopo una serie di cambi infiniti, ha segnato una doppietta Camarda in 6 minuti e ora il risultato è fermo sul 2-2. Tra l'altro ha esordito anche Hila al 46esimo, quindi dopo l'intervallo è entrato anche Hila, il difensore che voleva il Napoli. Dovremmo... non abbiamo ancora il video, e vi leggo però anche le altre amichevoli che si stanno giocando, almeno quelle che interessano un po' i club europei. Ad esempio il Bolton sta pareggiando contro l'Everton, e poi c'è anche questa sera, se non erro, sto leggendo qui la lista infinita di amichevoli, gioca di nuovo l'Arezzo, che vedremo che risultato farà, contro la Folgore Caratese, sta iniziando proprio in questi istanti. Poi stasera c'è Porto Aston Villa, Standard Liegi Juventus, una gara comunque da attenzionare, anche perché Spalletti e ovviamente sempre il futuro di Spalletti e ciò che fa è sempre molto atteso ai tifosi azzurri, che bene o male ricordano
il passato del tecnico azzurro ora in bianco-nero. Ripetiamo, chiaramente ancora deve iniziare, vi stiamo per mostrare le immagini di Erode De Laurentiis in tribuna stampa e ecco, tutto a breve dovremmo avere anche tra l'altro Simone Guadagno e sentire anche le sue parole dal vivo. Ancora niente. Ok, comunque a breve appunto abbiamo il video. Ok, no, io ora vedo VMix. Comunque ok, abbiamo Simone Guadagno, andiamo da Simone. Sì, dovrebbe esserci a breve, ok. No, neanche. Il video di De Laurentiis è arrivato in regia? Vediamo se riusciamo a portarlo a casa oggi fra mille problemi tecnici. Vediamo un po'. Sì, lo stiamo scaricando e a breve lo vedremo. Ecco, perfetto. E ripetiamo, appunto, il presidente De Laurentiis è in tribuna centrale insieme ai tifosi, vi stiamo per mostrare le immagini inedite e poi questa è solo un'anteprima perché dopo avremo le immagini proprio a pochi passi dal presidente. Vediamo, ci siamo quasi. Saluto intanto tutti quelli coloro che ci stanno seguendo. Sì, allora Vittorio, mandiamo un contributo perché io non posso stare in onda e scrivere con te, quindi mandiamo un contributo così posso scrivere se ci siamo, se riusciamo. Rimandiamo il video di prima perché sennò non riesco a parlare in diretta e scrivere con te, quindi se riusciamo. Una foto, dai, per favore! Presidente! Rieccoci, andiamo anche da Simone Guadagno, quindi vediamo se il buon Simone è collegato e così ci dice cosa sta accadendo, se riusciamo. Ah, ok, anche Simone è frizzato, va bene, perfetto. Allora niente, spero che Riccardo ti mandi il video perché così almeno riusciamo a far vedere le immagini di De Laurentiis. Ecco, comunque a questo punto allora sì, io leggo ancora le immagini, leggo le domande della chat, vediamo se oggi riusciamo a continuare. Sì, Maria Ausilia Villani, Chila, il difensore, ha fatto il suo esordio col Milan, lui che ha affermato che Allegri lo voleva al Napoli ma non è riuscito ovviamente a dire di no al Milan.
intanto si parla di infortunio per Chila, ecco appunto, grazie a Emilia Gargiulo, quindi sembra che il giocatore spagnolo si sia anche fatto male dopo aver fatto il suo esordio con i rossoneri. Beh, vedremo come andrà a finire questa storia. Mirko Antonio Sellitto, ci vuoi dire qualcosa? Non ho capito. Ciao Ivan. Il Napoli ha Lukaku, Lucca, Lang e Giovane fuori lista. Come fa a mettere due di questi nella rosa? Luigi, lo abbiamo spiegato nei giorni scorsi, di fatto è un meccanismo che si sblocca come un Tetris. Se metti fuori un over nella lista dei 17, puoi mettere dentro quanti under vuoi tu. Quindi o il Napoli prende qualche under per sbloccare la lista, oppure deve mettere gioco forza fuori un over e prendere un altro over 2004 ovviamente, quindi mettere fuori un over e rimetterne dentro un altro che sia un nuovo acquisto. Tu hai fatto il nome di Lukaku, Lucca, Lang, Giovane, ti dico che Giovane e Lucca al momento non sono fuori lista, ma ovviamente poi la lista va compilata entro fine mercato e non prima. Abbiamo il video di De Laurentiis, possiamo mostrarlo finalmente. Questa è solo un'anteprima, eccolo qui. Una foto, dai, per favore. Facciamo scendere dalle scale, grazie. Facciamo scendere, grazie. Signori, che ha fatto? Facciamo scendere, che ha fatto? Vieni da quella parte. Facciamo scendere, facciamo scendere. Andiamo avanti, grazie. Andiamo avanti. Per favore, grazie, facciamo scendere davanti, per favore. Eccoci, rieccoci qua. Abbiamo visto De Laurentiis, a breve vedremo un altro video ancora più ampio e magari anche da una zona più vicina, ma abbiamo qui due tifosi d'eccezione,
uno da Bergamo e uno da Pinerolo, i nostri amici che ormai sono affezionatissimi. Giacomo Borrelli, tanti auguri. Giacomo Ricciardi, sì, ho pensato a Borrelli. Borrelli è un'altra persona. Giacomo Ricciardi, a cui però faccio i miei auguri di buon onomastico, perché oggi è San Giacomo. Buongiorno. Grazie Marco, grazie per gli auguri. E poi invece qui abbiamo il nostro amico da Pinerolo, ripeti il tuo nome. Carlo Scorpion, ha detto Stampa Napoli Club Pinerolo. Buon pomeriggio a tutti. C'è Ciro? Ciro non c'è, sarà domani per la partita, perché oggi siamo soli. Allora, che Di Maro avete trovato in queste ore? Che sensazioni avete per questo nuovo ciclo? Di Maro comunque è sempre un'emozione essere qua, sempre, tutti gli anni. L'anno scorso qualcosa di più perché avevamo vinto lo scudetto, quest'anno un po' di meno perché ci sono un po' di aspettative col nuovo allenatore. A me, ti dico la verità, mi sembra che quest'anno sia un po' meno gente rispetto all'anno scorso, però vabbè, questa è solo una mia impressione, magari mi sbaglio, però ho notato che comunque la gente che viene qui innanzitutto per la passione che ha per il Napoli, viene qui a farsi una vacanza e niente, e poi logicamente speriamo che l'anno sia un anno comunque fatto come si deve. Non diciamo che vogliamo vincere ancora, però vogliamo sempre stare sulle prime posizioni e cercare sempre di lottare per qualcosa. Da Pinerolo invece cosa si sente? Allora, Tra l'altro da un allenatore che ha anche nel suo staff, ad esempio Enrico Maffei, il preparatore atletico è di Cirié, piemontese, quindi che sensazioni avete da lì? vabbè, noi sinceramente io è la prima volta che vengo qui a Di Maro, per me è un'esperienza nuova, bellissima, l'aria si respira, è fantastica, al di là dell'alta collina, ma è l'aria del Napoli ovviamente che noi abbiamo nel cuore. Penso che sia un buon augurio questo ritiro e magari che possa preludere a qualcosa di positivo. Io ci spero quest'anno, sinceramente, faccio 1000 conti e dico forse questo è un'altra volta l'anno buono, noi ci alterniamo con l'Inter, no? 1-1. E quindi può darsi che quest'anno faremo quello che tutti ci aspettiamo. Quindi voglio dire che tra parentesi ieri siamo stati qua, abbiamo fatto la festa della Wanema al centenario, abbiamo festeggiato con tutto il gruppo della Wanema, l'Unione Azzurra nel mondo, è stato bellissimo, abbiamo tanti club ospiti e abbiamo festeggiato e inneggiato al nostro Napoli tutti quanti insieme. Perfetta questa tua disamina, il tuo appunto sul Wanama. Giacomo, in primis volevo chiederti quali fossero le tue idee su Sarri all'Atalanta, che ora è tornato, cioè è arrivato a casa tua Sarri di fatto. Vabbè, logicamente tu sai che per noi napoletani Sarri ha lasciato qualcosa di eccezionale. Non abbiamo vinto, però abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, il gioco che faceva il Napoli lo facevano pochi in Europa, quindi io mi ricordo quegli anni con somma soddisfazione, anche se poi alla fine non abbiamo vinto perché secondo me c'è stato scippato quello scudetto lì dei 91 punti, però va bene. Sarri non si può dimenticare, ha fatto solo bene a Napoli e oggi che va all'Atalanta io mi chiedevo la stessa cosa, ti dico la verità, quando è andato alla Lazio, dicevi chissà con la Lazio cosa farà, però con la Lazio ho visto che non è che ha fatto più del tanto. Spero, posso dirlo, spero che anche con l'Atalanta non faccia tanto, sapendo che comunque Sarri comunque è un signor allenatore, tanta roba, ecco. Quindi vedremo poi che accoglienza avrà. Esatto. Prima di lasciarvi vi faccio un regalo da parte di Autoscala, il nostro sponsor, ecco, mi abbasso tipo velina, uno per Giacomo e uno per Carlo, sia il cappellino di gruppo Autoscala che il Grazie. non so come sia, il portachiavi. Grazie, Molto gradito, io ti ringrazio. Grazie. Forza Napoli sempre, io sono a Ciro che sai. Se domani ci sei lo salutiamo in diretta. No, domani non ne parto. Allora niente. Io ringrazio te perché sei sempre, ci accogli sempre volentieri. Il minimo. Ci Voi vedi ci accogliete quindi ovunque in maniera perfetta, quindi il minimo. Ci vediamo saluto prossimamente. Comunque un saluto a tutti i soci di Bergamo Azzurra, alcuni sono qui,
altri non sono potuti venire. Un saluto a tutti quanti e noi ci siamo e ci saremo sempre. Ormai sono 12 anni che veniamo qui, io personalmente sono 12 anni che vengo a Dimaro, quindi per noi Dimaro vuol dire tanto, sia per me che per tutti i soci di Bergamo Azzurro. Grazie. E un saluto voglio fare anch'io a tutti i soci del Napoli Club Pinerolo che ci seguono, sono sempre con noi con il cuore e ricominciamo una grande annata alla grande, motivandoci tutti quanti e forza Napoli sempre, un abbraccio. Grazie mille, buon proseguimento, Ciao Marco, grazie. Ci vediamo alla prossima, ciao Carlo, e a breve ci dovremmo collegare nuovamente con la tribuna centrale, c'è anche c'è anche il nostro Riccardo Nicotra dalla tribuna. Adesso proviamo a collegarci ancora perché abbiamo appunto altre immagini del presidente De Laurentiis e sì, dovremmo averle a breve. Io leggo anche qualche altro messaggio da parte della chat, però se abbiamo il video noi possiamo anche mostrarlo. Ok, mandiamo il video allora, vai Vittorio. Facciamo scendere per favore, facciamo scendere la signora. Ragazzi, facciamo spazio sulle scale. Dai, veloce, stai preparato così senti. Vabbè, dai. Dai, dai, lui. Lo dovete fare, vai. Attenzione. Grazie di tutto, grazie di tutte le emozioni. Vai. Dai, bellissimo. Dai, voglio, vai. Bravo. Signori, facciamo scendere. Vai, scendi. Facciamo scendere. Vai, va passare, siamo sul portato. Un'altra via. Se facciamo tutto vai, c'era guardi su una ragazza. Devi fare il selfie a lui. Vai, Posso, chi ha fatto scendere stavolta? vai, bravo. Vai, dai, uno di qua, uno di là, adesso va bambino. Vai. Fai vedere un attimo sto piccolo. Arriva. Grazie. La cosa quella bambina poi. Vai, Cucciolo, vai. Vai. Vieni qua, vieni qua. Adesso vai. Chiara. No, dopo. Grazie. Vai, dopo questa fibra. Vai. Ok, scendi tu, quindi siediti. Vai. Facciamo la scala libera per scendere. Per Piano. la scala libera. Occhio, i gradini sono fanno male. E stai più basso devi fare. Faccio io Luca. Vieni su. Alzati in piedi. Olè. La mattina. La prima linea. Grazie. Dai, vai a lui. Vai. Tutti altri, prima qua. Dai, vai a lui.
Ok, ci siamo con Riccardo. Sì, ok. Sì, vai con Riccardo, Vittorio, perché qui abbiamo problemi serissimi di internet, non funziona più nulla, quindi Allora, qui intanto vedete alle mie spalle il presidente De Laurentiis che sta seguendo l'allenamento, è arrivato poco fa allo stadio di Maro, ci riprendiamo così, tanto vedete anche la maglia che indossa probabilmente, intanto salutiamo anche gli amici che sono qui, ci hanno tenuto il posto, come vi chiamate? Come vi chiamate? Salvatore. Grande Salvatore che ci ha mantenuto il posto. Siamo stati fortunati che il Presidente si è Tu saputo sento, mettere no? di noi praticamente. È stato molto gentile il Presidente, si è concesso a foto, autografi e tutto questo. E quindi insomma foto, autografi anche qui per l'amico Salvatore e gli amici ovviamente che sono qui in tribuna di Maro. Cerchiamo di alzare un po' la camera anche perché fa contrasto il sole che entra, ecco qui. Vedete la maglia che indossa Absolute Cinema della linea admin del Napoli. Ora sbadiglio intanto il presidente. L'allenamento che intanto sta proseguendo qui sotto di noi. Ci sono i calciatori azzurri che stanno svolgendo un'esercitazione non che abbiamo visto troppo ovviamente per seguire da vicino il presidente. Avrete sentito nel video che ho visto veniva mandato prima anche in onda, e se non si è sentito prima nei video che arriveranno anche da Manuel Guardasole e da Simone Guadagno con il presidente De Laurentiis, che ha fatto anche battute simpatiche sullo stadio, ha suonato un tamburello, insomma un po' di show anche per il presidente che vedete ora sta indicando qualcosa. Immagino l'altra curva, la curva Carciato, che non vi posso inquadrare perché inquadrerei il campo. Ricky, intanto mi senti? Sì, ti sento Marco. Perfetto, allora ora stiamo inquadrando solo te, appunto perché abbiamo la possibilità di vedere l'allenamento di fatto sia con te che con Aurelio De Laurentiis, che a tuoi pochi centimetri. Rimaniamo con la tua inquadratura fissa, spero che non ti disturbi questa cosa e riusciamo magari Non ti preoccupare, caro interloquire Marco. fra di noi, però ritengo che sia meglio lasciare De Laurentiis in grande, ecco, quindi Facciamo di penso necessità tu sia virtù, non ti concorde. preoccupare. Va benissimo, va benissimo. Sì, come sempre. Mi spiace che ci sia il mio bel faccione qui avanti, ma insomma questo è quello che possiamo riuscire a fare, Marco, ovviamente anche per non infastidire ulteriormente il presidente che sta guardando l'allenamento, quindi abbiamo insomma concordato con la security stesso di poter inquadrare in questo modo il presidente, che vedete si concede ancora a tifosi e bimbi che sono prontissimi a farsi foto, selfie e quant'altro. C'è anche la luce Purtroppo- divina che vi sta in questo momento. Esatto. Purtroppo Marco non c'è risoluzione a questo problema perché da dietro proprio in questo momento il sole di Di Maro illumina fortemente lo stadio. Se non si mette qualcuno lì davanti, insomma non c'è la possibilità di fare molto di più, anche spostando la telecamera. Non so se ve ne siete accorti, anche se Riccardo lo ha detto anche prima, se non erro, l'ho detto anche io quando abbiamo mostrato il video, ma il presidente indossa la maglia Absolute Cinema con la sua Sì. facciona, con suo questo volto. meme di questo Absolute Cinema. Dicevi, Ricky? Esatto Marco, come dicevi, la maglia linea admin che ha spopolato tra i tifosi azzurri e ovviamente De Laurentiis. L'abbiamo visto anche nei precedenti video allo store, ha amato molto, diciamo così. Tra Tanto, l'altro Marco, voglio innanzitutto l'allenamento scusarmi prosegue. con i nostri
telespettatori per i problemi di internet di prima, però grazie a Riccardo Nicotro che ha avuto quest'idea geniale di piazzarsi lì, vi stiamo ripagando, direi, per il piccolo problemino di prima, perché non riuscivo a sentire né a vedere Riccardo a causa non nostra, perché non ci hanno fornito di nuovo l'energia elettrica qui, e quindi per questo mi scuso, però vi stiamo ripagando in questo modo, perché vedere l'allenamento con Riccardo Nicotro e De Laurentiis a 1, 2, 3 scalini da lui, direi che non è una cosa da tutti i giorni. Tra l'altro vediamo proprio il faccione di De Laurentiis in questo momento abbastanza concentrato, devo dire. E mi dicevi, Ricky, l'allenamento è iniziato o no? Perché io in tutto questo sono stato preso da questi problemi di internet. Ok, grazie. È iniziato, vai, Marco, è iniziato. Salve. Ti posso anche raccontare Buonasera, che salve. si sta svolgendo un'esercitazione con i calciatori che sono disposti in campo a mo' di schema, e vi posso anche dire che davanti a me ho Giovanni Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola. Magari potrebbero essere loro gli iniziati per partire titolari in questa partitella. Anzi no, Marco, ti dico che vedo 3 centrali, quindi si sta provando la difesa a 3 praticamente, perché vedo Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Mazzocchi e dall'altro lato Spinazzola. E comunque, Ricky, a parte questo No, allenamento, Marco, perdonami, scusami, sono... devo nuovamente dire che non è così, scusami, ma purtroppo anche noi qui siamo stati presi ovviamente dal posizionarci per riuscire a mandare in onda quanto state vedendo con il presidente De Laurentiis alle nostre spalle. Invece no, si sta provando la difesa a 4, Di Lorenzo è fuori in questo momento, quindi ti posso insomma smentire quello che ho appena detto, non voglio dare notizie sbagliate. No, figurati, tranquillo, ma più che altro, ripeto, Ora il presidente quello che vi sbadiglia, stiamo... vedo, adesso... Sì, fortemente. diciamo che ha fatto le ore piccole ieri per vedere Odissea, quindi ci sta, che adesso sono un po' stanco, ovviamente scherziamo, siamo Ma tra ironici. l'altro allenamento non noi- molto interessante al momento. Non molto intenso, credo. No, non molto intenso perché ti ripeto, si sta provando un po' il possesso palla con i verdi in casacca verde, sono in fase difensiva passiva, quindi Allegri in questo momento sta dando indicazioni proprio ora qui davanti a noi nel cerchio di centrocampo, sta spiegando sia come muoversi in fase difensiva sia come cercare di attaccare gli spazi in fase offensiva. Infatti ora ha detto a Di Lorenzo che deve allargare di più, sta dando indicazioni anche a Vergara di andare più avanti, sta richiamando Lobotka e sta disponendo tutti minuziosamente proprio qui in campo di fronte a noi. Ha richiamato anche Khedira, quindi riparte il possesso palla qui. Intanto vedo che il presidente De Laurentiis si è alzato, quindi vuole vedere probabilmente Forse meglio. per vedere meglio. Inquadro lui, non inquadro me chiaramente, quindi perdonatemi. Bravo Riccardo, volto. bravissimo per questo tuo servizio in diretta davvero speciale, devo dire, perché non è da tutti i giorni. Proviamo, ringraziamo anche gli amici, c'era mai qui, capitato una cosa Salvatore del che genere. Sì, ci qui a stiamo fianco a noi ci ha tenuto vedendo, il posto, diciamo, ci ha permesso di sederci. ci stiamo vedendo con la parte del nostro presidente, ci sta iniziando, ogni tanto qualche battuta che fa sia con lo sguardo, vuole alzare i piedi, vuole osservare meglio il giocatore. Esatto, io ringrazio anche quindi il nostro amico, e vediamo De Laurentiis che ora sta sgranchiendo le mani, molto particolare vedere un allenamento con Aurelio De Laurentiis qui in tenuta estiva, ovviamente, anche perché poi oggi fa piuttosto caldo qui a Dimaro. Secondo me staranno soffrendo ora i calciatori fermi a sentire le indicazioni di Allegri e Magnanelli, che interrompono spesso l'allenamento. Io comunque, Riccardo, vorrei sottolineare il fatto che De Laurentiis, come ieri sera, si sia messo
in mezzo ai tifosi, si è messo così in tenuta senza alcuna in tenuta sportiva, ecco, senza alcun problema, insieme a tutti gli altri tifosi, sedendosi sugli scalini, quindi anche in un posto scomodo. Sì. Io davvero sono molto favorevole a questa situazione. Tra l'altro vediamo adesso colleghi che lo salutano. Ecco, c'è anche Manuel Guardasole che credo che stia tornando. No, si è spostato dalle spalle del presidente. Potrebbe essere prevista l'uscita di De Laurentiis anche Marco, quindi immagino che si sia anche andato a posizionare eventualmente per fare altri contenuti video, perché poi vi ricordiamo che c'è un video di quasi 30 minuti che abbiamo registrato del presidente che si è concesso veramente a tutti i tifosi, ne erano tantissimi che hanno anche creato un piccolo ingorgo qui allo stadio di Carciato, perché insomma Marco immagina tutta la tribuna coperta praticamente riversata in un angolo a voler fare le foto e a volersi far firmare gli autografi dal presidente Aurelio De Laurentiis, che tra l'altro ha fatto anche varie battute con i tifosi, ha risposto anche sullo stadio. Poi ripeto, sentirete, anche perché in questo momento non credo che sia possibile ripetere, anche per non spoilerare insomma quello che il presidente De Laurentiis ha detto. E intanto vedete che ha dato il benestare alla sicurezza per far passare delle tifose che stanno per farsi le foto con il presidente, l'abbraccia fortemente, quindi su questo va detto, il presidente è molto disponibile quest'oggi. Stanno sì, ma anche ieri sera alla fine venire è stato molto Marco, disponibile. che si stanno nuovamente ammassando ora. Vediamo se la sicurezza riuscirà a gestire anche questo flusso, perché ora ne stanno venendo veramente in tanti qui. Si rischia nuovamente di finire come prima. Ricchio, ti direi di restare lì e di... Ovviamente io resto qui per mostrarvi quanto accade, Marco. Ti ascolto. Sentite intanto il coro, un presidente, c'è solo un presidente. Sento il coro per il presidente intanto. Sì, si sente forte e chiaro il coro, un presidente, c'è solo un presidente. Intanto io spero qui di non dover spostare le telecamere, perché si sta rimobilitando tutta la tribuna. Davanti a me non vi posso inquadrare, altrimenti riprendo il campo, ma vi assicuro che c'è una fila enorme, proprio si buttano per l'aria. Prego, passate avanti per favore, dietro. Io voglio fare i complimenti a Riccardo Nicotra, che si sta immolando in maniera eroica in questa diretta stranissima che abbiamo messo su. Grazie mille Riccardo, grazie mille a Manuel Guardasole e anche a Simone Guadagno, che hanno generato queste bellissime immagini, perché a parte che dopo avremo addirittura mezz'ora di video di De Laurentiis da poter usare con delle dichiarazioni, appunto come ci diceva Riccardo. Non spoileriamo nulla, però anche perché direi che a fine allenamento lo mandiamo in onda, direi. Tanto non so se hai sentito Marco, un tifoso che ha urlato grazie presidente, insomma, per quello che fai. Applauso a scena aperta, ma ora Marco ti assicuro non posso girare la fotocamera, ma qui c'è la sicurezza che sta bloccando il passaggio e sta facendo passare uno ad uno i tifosi, Marco, che sono dall'altro lato. Zaino? Penso di contarne almeno una trentina di fronte a me. Non ho lasciato qui lo zaino. Sei sicuro? Sì. Mi sentite intanto, Marco? Ti sento con rumore di fondo al difetto. Sì, no, c'erano tifosi che chiedevano se avessero lasciato qui i loro zaini, ma no, quindi volevano questa info. Intanto sento il coro, sarò con te. Sentite.
Grazie Ricky, grazie sempre. Resta lì ovviamente, vedo un bimbo con la maglia di Lukaku. Altre foto col presidente, tra l'altro vedo anche i membri dello staff video della SSC Napoli, quindi staranno documentando anche loro queste immagini. Ecco, io quasi non Ecco, si sento dal baccano che si sta generando ovviamente attorno a me. Sì, figurati, se vuoi puoi anche restare solo a inquadrare, posso parlare un po' io, ti lascio un po' di fiato. Tu resta lì inquadrato, inquadra sempre il presidente. E vi ripeto appunto, per chi si fosse collegato solo in questo momento, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha scelto di seguire l'allenamento pomeridiano all'interno delle tribune coperte dello stadio di Carciato, come tra l'altro faceva anni e anni fa, ben prima del Covid, 2018, 2019 e anche gli anni precedenti. Poi dal Covid è cambiato un po' tutto, però questa è una scena iconica che ci fa appunto ricordare i tempi passati. E tra l'altro a proposito di iconico, indossa una maglia che ho scritto Absolute Cinema, la maglia della linea admin della SSC Napoli, che ha appunto l'effigie del presidente sul petto con la scritta Absolute Cinema. Qui intanto bimbi che vanno a farsi fotografie, e in questo momento l'allenamento, ci scuserete ma va in secondo piano, gioco forza, perché quando c'è il presidente di mezzo, ragazzi, diciamo noi mettiamo sempre tutto in prima linea. Intanto qui vediamo i tifosi che sono assiepati sugli spalti. Scusami Marco, trovo qui che veramente, guarda, siamo circondati quasi, non credo si possa capire dalle camere, non voglio inquadrare l'allenamento e creare nessun tipo di problema, ma ti assicuro che qui ci sono anche i bravissimi addetti della sicurezza che stanno svolgendo un lavoro complicatissimo in questo momento e stanno veramente facendo di tutto per cercare sia di garantire la sicurezza all'interno dello stadio, sia facendo passare i tifosi uno ad uno, ma ne sono veramente ormai centinaia da sinistra a destra. Bellissimo, bellissimo tutto questo che stiamo vedendo. E il presidente è super sorridente, tra l'altro, nelle foto che stiamo vedendo, quelle scattate da Ciro De Luca, e che a breve poi vedremo in onda. E tutti tra l'altro, diciamo, sono molto anche loro educati, no? Il presidente ringraziano, chiedono per cortesia di fare la foto, quindi tutti quegli stereotipi malsani che vengono messi di solito sui social sono assolutamente solo degli stereotipi, appunto. Ecco questa bimba bellissima col presidente mentre sorride, e c'è anche qualcun altro, ecco, sale anche su, c'è anche un altro bimbo, tutti fratello e sorella, immagino, che stanno facendo la foto col presidente, che ora chiama a sé anche qualcun altro. Almeno credo. Io non so se invece in campo Ricky. In campo come sta andando la situazione? Marco, si svolge un'altra esercitazione, però ti devo dire la verità, il presidente forse non ha scelto l'allenamento più dinamico di tutti in questo momento. Intanto qualche tifoso si lamenta un po' perché non riesce a visionare bene l'allenamento, c'è chi è più interessato anche agli schemi. In campo, Marco, c'è, per quello che riesco a vedere, perché ho telecamere dello staff e tifosi avanti, vedo una specie di partitella a metà campo con Magnanelli che interrompe molto spesso, ma non posso essere più specifico perché quasi non vedo di fronte a me. Vabbè, in effetti, ripeto, ci scuserete se l'allenamento di questo pomeriggio non ve lo stiamo raccontando proprio, ma vi assicuro che è più come interessante vedere farlo. Laurentiis in questo momento. Ecco, appunto, a maggior ragione dopo questa tua considerazione, diciamo, preferiamo mostrare le immagini del presidente
che è una cosa assolutamente inedita questa negli ultimi anni, ripeto, perché non capitava da un bel po' di vedere il presidente fra gli spalti ad assistere all'allenamento. Aveva fatto una capatina, se non erro, l'anno di Garcia all'interno della tribuna, ma non più di questo. Che sia questo Ricky un ulteriore segnale di come dall'addio di Conte in poi ci sia stato un po' di rilassatezza nei toni, nei modi, un po' di serenità generale, no? Non dico che si rifletta in campo, però dico una sorta di miglioramento della vita umana di chi fa parte del mondo Napoli. Sì, Marco, sicuramente una serenità generale c'è, ma queste sono scene che non vedevamo da tempo. Intanto, Marco, ti segnalo, scusami, provo anche a parlare, non so se mi sentite. Qui Mazzocchi ha fatto un cross to post, tutto il campo palla al piede, poi ha messo un cross in mezzo, i tifosi sono andati in visibilio qui sotto gli occhi del presidente De Laurentiis. Quindi ripetiamo, Mazzocchi ha fatto un coast to coast che ha mandato tutti in visibilio, tra cui il presidente De Laurentiis e i tifosi. Brava, si è Bruno sentito già Perez perfino da qui. Si è sentito perfino da qui il boato per Mazzocchi. Sì, il tuo paragone con Bruno Perez è assolutamente calzante da quello che mi stai descrivendo, sì, perché il terzino brasiliano era uno dei più avvezzi a fare questi coast to coast, quasi alla Bale Prime, devo dire, almeno quel gol che hai definito adesso tu col... Ti posso dire tranquillamente che in tutto il ritiro che abbiamo fatto non c'è mai stato questo entusiasmo. È bastato far scendere il presidente De Laurentiis in tribuna e si è creato un entusiasmo che io personalmente non ho mai visto. Anche questi cori continui, sarà che il giorno con più affluenza, ma ripetiamo, non l'abbiamo mai visto, neanche stamattina era così. Sì, no, assolutamente, lo ripetiamo, oggi è il giorno con più affluenza e con più entusiasmo qui a Di Maro. Possiamo poi anche dire che a proposito di Lorenzo, i suoi familiari sono qui, i genitori e la moglie e i figli. Tra l'altro sono anche qui allo stadio, Ricky, perché l'abbiamo visto scendere prima con l'auto, sì. E quindi anche loro daranno un po' di sana linfa familiare a Di Lorenzo. Sì, tra l'altro anche nell'allenamento di stamattina lo stesso Giovanni Di Lorenzo ha preso in braccio la figlia, ha giocato con loro, quindi l'abbiamo visto e quindi Marco è un po' come dicevi tu. Si respira una serenità diversa. Questo credo sia il più grande punto da sottolineare. Ah, ecco, io sono concorde con te. Intanto faccio solo uno spoiler, fra virgolette. Domani, dopo la partita, avremo una grandissima sorpresa inaspettata, quindi possiamo già solo farvi uno spoiler per ora, poi domani magari vi dirò altro, ecco, domani vi diremo altro, però per ora solo uno spoiler. Intanto Riccardo, tu mi senti ancora, giusto? Ti sento Marco, mai come ora. Ok, perfetto. E invece possiamo sicuramente, Marco, ricordare di seguire il nostro canale YouTube per avere poi il mio collegamento. Ecco, ora ti sento di nuovo, Ricky, perché non ti sentivo più. No, dico, possiamo ricordare anche a tutti quelli che ci seguono di seguire il nostro canale YouTube, tutti i nostri canali social, che ovviamente potranno essere utili magari per avere qualche notizia in più sullo spoiler che hai dato. 000. Sì. 6 volte 0. Comunque anche questo attendiamo è un bel anche... Sì, ovvero Ricky, raccontacelo. Telefoni di sicurezza che ovviamente vanno sbloccati col PIN e si cerca di comunicare il PIN per sbloccare il cellulare pur di fare la foto col presidente.
sì, li vedo, li vedo. Comunque da quanto tempo è ormai presente in tribuna? Già un 45 minuti credo, no? Abbondanti. Diciamo che è stato un bel regalo, fra virgolette, da fare ai tifosi, perché appunto non è affatto da tutti i giorni che un presidente stia in compagnia dei propri tifosi ad assistere a un allenamento, anzi è una cosa assolutamente desueta, come ieri sera poi ha visto insieme ai tifosi il film Odissea, no? In mezzo alla piazza sulle sedie di plastica, quindi nessuno sfarzo, nessun altro, diciamo. Sento intanto un super boato, che succede? Sì, Marco, te lo vorrei raccontare, ma purtroppo non ho la visibilità in questo momento per farlo. Qui chi è nelle prime file, come noi, che in questo momento ci troviamo veramente a un gradone di differenza con il presidente, non riusciamo a vedere. Immagino che il presidente magari si sia alzato anche per questo motivo inizialmente. Noi abbiamo veramente una visibilità limitata, quindi se parte del campo se non succede qualcosa in quella parte del campo lì non riusciamo a vedere bene, quindi non posso raccontarvelo. Sì, immagino che sia letteralmente il caos lì sulle Marco, tribune chi è in prima di fila calcio. vede le gambe dei signori. Bene, quindi di fatto c'è una visuale piuttosto limitata, per usare termini legati alla vendita dei biglietti online. Intanto arriva anche uno dei barbieri dei giocatori che è passato qui in auto. Evidentemente gli azzurri si rifaranno il look negli spogliatoi in vista di domani, Ricky, per la sfida contro la Carrarese, perché sai quanto ci tengano al loro look con i capelli. Tra l'altro vengono direttamente da Napoli i barbieri quando salgono per le trasferte, quindi una cosa che noi umani ci sogniamo. E ci sono stati altri siparietti curiosi, oltre quello che giustamente non hai voluto Marco. spoilerare? Sì, Marco, questo dai lo spoileriamo quest'altro. Allora, intanto c'è stata una scivolata di Anghissà su Baridò, da clima partita, non amichevole, Baridò a pie pari a saltare la scivolata di Anghissà. I tifosi si sono un momento preoccupati, per fortuna tutto liscio, ma Anghissà sta svolgendo un allenamento veramente come se non fosse appunto un allenamento. E Marco, invece, per quel che dicevi, c'è stato un altro siparietto con De Laurentiis che vedremo nel video lunghissimo che ha girato Manuel Guardasole. Infatti lo ringraziamo tutti perché stiamo facendo veramente un grande lavoro, lo dico da solo. Però insomma nel video di Manuel si vede anche De Laurentiis suonare un tamburello portato credo da un tifoso. È anche un altro bel siparietto, direi, no? Sì, un po' all'Anime Core di Capri, direi, no Ricky? Sì. Lui che è molto Sì. legato all'Isola Azzurra. Quelle vibes lì. Tra l'altro poi ci chiedono a che ora è la partita domani. La partita inizierà alle ore 18, Napoli-Carrarese. Noi la seguiremo a partire dalle 16:30 in diretta nel nostro lunghissimo pre-partita, e poi la live reaction di Ciro Novellino, il post partita, gli highlights e anche una sorpresa proprio nel post partita, quindi non vi diciamo nulla. Rieccoci i nostri amici, venite pure qua, quindi se volete, così raccontiamo Vedete che le scale si stanno popolando sempre di più. Torniamo a doppio schermo e Vittorio intanto in regia, così il padre e la figlia, tutti e due. Lei non parla, solo il padre. Marco, guarda lasciamo la Riccardo alle mie spalle. Sì, la vedo Ricky, perché c'è della. Allora, intanto Marco ti faccio vedere che De Laurentiis sta andando via, se mi vedete e mi sentite ancora. Ecco, De Laurentiis vediamo che sta andando via. Sì, ti vediamo Ricky, il presidente sta andando via. Direi che possiamo anche poi
staccare per ora o meglio lasciare le immagini finché Riccardo è online, ma credo che adesso abbiamo poi il video definitivo di Manuel. Sì, puoi anche staccare, Ricky, ti ringrazio. Ok, ringrazio voi, grazie Marco. Grazie. Ciao, a dopo. Grazie a te, a breve poi vedremo il video integrale di Laurentiis perché è molto più interessante dell'allenamento, ma prima eccoci finalmente anche in video con Martina. Ciao di nuovo Martina. Ciao. E il suo papà che si chiama? Fabio. Fabio, tra l'altro se non erro con Fabio vi siamo visti già in altri ritiri, quindi siete, vabbè anche con Martina forse, però era più piccola. E allora Martina, ci racconti cosa è successo ieri pomeriggio? Noi abbiamo visto il video integrale su Calciopoli 24, ora voglio sentirlo la tua viva voce. Allora, ieri ho avuto gli accrediti per stare a bordo campo. Per stare a bordo campo, per vedere l'allenamento a bordo campo, e alla fine sono riuscita a parte altri giocatori che sono riuscita ad incontrare, sono riuscita a incontrare anche a Vergara, che era il mio obiettivo e il mio sogno da tanto tempo, perché lo seguo già dall'inizio. Tra l'altro, se non fosse stato per Martina, Vergara non si sarebbe neanche fermato, perché è stata lei ad urlare il suo nome, giusto con un tono di voce un po' elevato, giusto sì, così per usare un eufemismo. E poi Vergara, lento pede, si è avvicinato a te piano piano e anzi tu eri l'ultima della fila. Sì, perché no? Prima che la incontrassi avevo ricevuto questo video saluto da lui e per questo sono già iniziata a piangere, sono scoppiata in lacrime, e poi alla fine mi ha anche riconosciuta perché sapeva, ho detto sono Martina, quella del video saluto, e mi ha riconosciuta e avevo chiesto se poteva abbracciarlo e lui ha detto ma certo, mi ha tranquillizzata, quindi è un bravissimo ragazzo, gentilissimo, e si è reso principalmente disponibile, perché poi alla fine ero rimasta solo io e quindi ha avuto anche tutto il tempo a disposizione. Tra l'altro, il tuo incontro con Vergara è stato quasi di buon auspicio per il rinnovo di contratto. Sì, fino al 2031, esatto. Infatti sono felicissima. Quindi per altri anni, con 2 anni di opzione, quindi quasi 7 anni di fatto sulla carta, potrai, si spera, di rincontrarlo. Esatto, il futuro capitano del Napoli. Sì, tu ci credi, Fabio? Sì, io ci credo, sì. Lo seguiamo da tanto, è un ragazzo napoletano, cresciuto nel Napoli, e ha sposato la causa e credo che con Allegri possa trovare e giocare nel suo ruolo. E quindi sono fiducioso che quest'anno possa essere per lui, facendo tutti i dovuti scongiuri, l'anno buono per rilanciarsi. Martina, chi hai visto oltre a Vergara, che a questo punto è il tuo idolo, chi hai visto meglio in questa prima parte di preparazione? Vabbè, il direttore Mann, come calciatore sì, a parte Mann sono riuscita a incontrare anche Sam Beukema, Gilmour, Meret e Vergara, che sono riuscita ad abbracciarlo. Quindi voglio fare un appello a qualche altro giocatore, non so, o solo Vergara, c'è nel tuo cuore? Vergara. Infatti spero di rincontrarlo più presto. Speriamo, lo spero anch'io per te. Martina, buon proseguimento. Grazie. Domani sarete per Napoli Carnarese? Sì, i biglietti acquistati, siamo in tribuna coperta. Quindi perfetto, ci vediamo poi domani nel pre-partita, se volete passare, noi siamo in piazza, cioè esatto, lì, non qui. Martina, grazie. Complimenti per averci fatto fare questo scoop. Grazie a voi, sempre disponibili, sempre Forza Napoli. Vi seguiamo sempre, Calcio Napoli 24, vi raccomando a tutti. Grazie. Forza Napoli sempre. Grazie mille. Buona serata, ci vediamo dopo la presentazione, ovviamente. Ciao, a dopo. Ciao. Se Vittorio Bernardo ora è pronto in regia, anzi credo che sia assolutamente pronto, dovremmo avere questo video di 30 minuti a quanto ho capito di De Laurentiis. Ok, sì, ancora qualche secondo, perché sì, a brevissimo lo avremo, ripeto. Tra l'altro a breve credo, Carmine, non so se me la sono persa, la macchina, la Porsche non è passata, credo, potrebbe anche essere passata da sopra in teoria, vediamo. Se la vedi mi diciamo fai un cenno, un fischio, come si suol dire. Comunque dicevo, no, preferisco onestamente, dato che abbiamo queste immagini e poi dopo c'è la presentazione, quindi o le vediamo adesso con voi o non le vediamo più, preferisco mandare adesso le immagini di De Laurentiis in tribuna. Il video lungo dovrebbe durare una mezz'oretta a quanto ho capito, e se non erro poi dovremmo poi tornare proprio giusto in tempo per salutarci poi alle 7, perché poi almeno io e Carmine ci dirigiamo poi subito in piazza per la presentazione. Abbiamo il video di De Laurentiis, vediamolo. Piacere, Presidente.
Una foto, Presidente! No, Uno di noi! Grazie, senza se ne devo mettiamoci la mano sopra. Sulla maglietta del bambino. Se lo faccio a te lo devo fare a giusto, Signori, se ci sediamo restiamo qua, altrimenti siamo costretti ad andare via. Accomodate, sediamoci, forza. tutti quanti. Hai ragione. Va bene, è giusto, è giusto. Accomodiamoci, andiamo avanti e sediamo. Sediamoci tutti, grazie. Sediamoci, andiamo avanti e sediamo. Grazie. Dai, prendete ognuno il vostro posto. È giusto, è giusto. Grande Presidente. Grazie Presidente. Signori, accomodiamoci per favore. Accomodiamoci per favore. Signori, ci accomodiamo gentilmente. Ci accomodiamo per favore. Ci accomodiamo gentilmente, grazie. Ci accomodiamo. Signori, accomodiamoci, grazie. Sediamoci. Non possiamo, ragazzi, non possiamo. Fai la fotografia seduto. Presidente! Uno di noi! Se vi sedete tutti quanti dopo il Presidente fa la foto. So se ne va. Noi ci accomodiamo, accomodiamoci gentilmente, grazie. Noi ci accomodiamo gentilmente, grazie anche da quella parte. Noi ci accomodiamo gentilmente. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Tenete qua bravo. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie.
grazie, una volta fatto ci alziamo per favore. Grazie. Grazie mille Presidente. Dai, adesso. Una mano io qua. Grazie. Grazie. Aurelio, siamo conosciuti. Presidente, Grazie per l'idea che tu hai dato. Grazie per quell'idea che tu hai dato. Signori ci allontaniamo per favore. Ti ricordi i 200.000 euro? Presidente, è solo un Ti ricorda i 200.000 euro che avete di fare con la funzione a un comune? Ricordi? Quei 200.000 euro da dare a un comune, ti ricordi che abbiamo parlato del teatro? Fatto quello che sei stato fortissimo. Aspetta, scusi. Quello sei stato il primo che ha fatto una cosa del genere. Sì, però una alla volta, se non è presente va via. Sta facendo Bravo casino. Presidente. Entrano tutti Posso fare la foto? Scusa, può andare lui? Scusa, può andare lui? Signori, facciamo un po' di spazio per favore. Grazie. Per favore, facciamo mettere i bambini per favore. Presidente, lo volete abbracciare? Mauri, Quello tenete un pennarello, ragazzi. nessuno. Dopo ci organizziamo. Vai, Nunzio! Grazie. Mauri, ti metti là sullo scalino. Una volta dice di qua e ti fai una foto. Posso? Grazie, grazie Presidente. Grande Presidente! Signori, chi ha fatto si allontana fuori. Sempre di là. Un attimo, su. Dove sta? Ragazzi, guarda un passo indietro, per favore. Faccio, fermati un attimo. Sedetevi un attimo. Dai, sedetevi un attimo qua. Grazie. Tutti e due. Dai. Bambini, dove fa la foto? Grazie. Non è passato, c'era la nostra in secondo. Sedetevi attenti ai gradini. Sedetevi qua. Dai, vai. Siediti, giù. Grazie. Grazie. Certo, vai. La fai tu. Vai. Grazie, chi ha fatto si allontana? Vado io, Presidente. Un attimo solo, un attimo solo. Un attimo signore. Non è la priorità ai bambini, no? Facciamo fare fotografie. Ok. Vado io, dai. Vai. Vai! Ci può essere studio. Grazie. Vado io? Così c'è il telefono in mano. Signori, facciamo scendere dalle scale, grazie. Facciamo scendere. Grazie. Grazie Presidente. Grazie, che ho fatto scendere da quella parte. Grazie. Vai. Faccio spazio. Grazie, ragazzi. Grazie Presidente. Già stanno vogliando il signore, un attimo solo. Grazie. Eccoci di nuovo in onda per qualche secondo, state sempre guardando
il video di De Laurentiis, ma volevo aggiornarvi perché l'allenamento è terminato, è durato di fatto un'oretta, ve l'abbiamo raccontato poco, ma ci scuserete perché l'uragano De Laurentiis è arrivato qui allo stadio comunale di Carciato, ha visto l'allenamento fra i tifosi e quindi, dato che è un contributo così interessante, io ora vi lascio proprio a queste immagini che dureranno fino alle 19 e poi noi ci spostiamo in Piazza Madonna della Pace, dove saremo in diretta dalle 20:15 per la serata di presentazione ufficiale della squadra con il DJ set poi dei DJ di Radio Kiss Kiss. Io ringrazio immensamente Riccardo Nicotra, Manuel Guardasole e Simone Guadagno per il loro contributo dalla tribuna centrale, dalla tribuna stampa. Ringrazio Carmine Fiorellino, vi lascio quindi, e anche ovviamente Vittorio Bernardo in regia. Io vi lascio quindi alle immagini integrali della presenza in tribuna di Aurelio De Laurentiis, che ha visto l'allenamento con i tifosi azzurri. A dopo con la presentazione ufficiale della squadra dalle 20:15, mi raccomando. Avanti. Andiamo da quella parte, grazie. Scendiamo di là? Sì. Un attimo solo, facciamo. Grazie, grazie. Andiamo davanti, grazie. Io la bambina. Io la faccio io la foto. Io la tu, dai, tieni. Alza, Vai, piano piano. Oh, ma tu siediti. Sto aspettando. Guarda, non devi il top. Costa dopo. No, perché sto bloccando qua. Lo so. Piccola, scendiamo da quella parte per favore, grazie. Facciamo scendere davanti per favore. Dai, un attimo, se non ti siete mai. Dai, siete mai. Ma che scendo si vede, vai. Fiori, piano piano, non litighiamo. Scendete di là, gentilmente di là, Di qua? sì. Belli gli occhiali. 1300 euro. Luca, siamo poi avanti. Oh, sotto io questa roba, siediti! Tieni la mano, ma è arrivata sì! E tu Signori, facciamo scendere per favore, facciamo scendere. Facciamo scendere. Ma che giardete però, I locali la solo. no, sì. Grazie. Vai un attimo, Questa dai. parte, vai avanti. Facciamo Dai, grazie. Vai, scendi avanti, grazie. Grazie. Luca, vai. Adesso. Facciamo però per favore. Scendete qua. No, io sto facendo altro. Vai, scendete. Piano piano. Signori, facciamo scendere dalle scale per favore. Vai. Vai, next. A posto, vai. Da quella parte. Di qua, di qua. Per favore. Grazie. Dai, siediti, veloce. Grazie Presidente. Vai. Dove sta il marito della signora? Marito della signora, Aspetta che magari un momento così non arrivo. Grazie. Facciamo scendere per favore. Facciamo scendere. Ragazzi, facciamo spazio sulle scale per scendere. sei preparato? Vabbè, dai. Vai. Veloce. Siamo insieme. Insieme la dovete fare, vai. Grazie di tutte le emozioni.
numero 1 presidente. Forza Napoli! Scendete. Signori, facciamo scendere un attimo. Vai, scendi. Facciamo scendere. Lo so, però è un casino, non è che è semplice. Vai, scendi. Chi ha fatto scendere per favore? Mica, tu vieni a piano, sai? Vai, scendi. Uno di qua, Sedete un attimo sto piccoletto. Metti, non ti muovere. Grazie. Vai, aspetta, gliela fa la aspetta. Chi la fa la foto? La passa quella bambina. Vai. Vieni qua, vieni da papà. Vieni da papà. Grazie. Vai, dopo questa bimba. Piano. Lasciamo la scala libera per scendere dopo. Scendi tu, vieni, siediti. Lasciamo la scala libera per scendere, per favore. La scala libera per scendere. È più basso devi fare. Vada. Siediti tu. Salutami. Vai, mettiamo. Alzati. Oh, che bravo. Guarda Mattia, guardami. Guardami. Grazie Presidente. Piano piano qua, piano. Sì, vieni qua. Piano. Aspetta, lo passo io quando è il momento. Siediti. Ma passato Sto la mezz'ora. Grazie, andiamo davanti. Un attimo, io fa la foto. Grazie. Seduto. Ce l'ho fatta. Oh, che ha fatto la foto si sedesse, che presto lo vede l'allenamento, Grazie. Piano, vai.